vice consiglio regionale Nora Fattorini. Grazie, sì, grazie mille. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qua questa sera. Questo ormai sono 2 mesi che stiamo girando la regione per raccontare un po' quello che abbiamo fatto in Consiglio regionale e i problemi con i quali ci siamo dovuti confrontare su diversi temi. Siamo partiti dal tema dell'ambiente perché è un tema assolutamente dimenticato anche dal dibattito politico. È un tema trascurato, ma è un tema assolutamente trasversale, perché parlare di ambiente vuol dire parlare di salute e è bene ricordarlo che purtroppo l'Italia ha un primato conquistato da poco, che è quello di più morti, paese con più morti in assoluto in Europa causate dall'inquinamento ambientale. Però parlare di ambiente vuol dire anche parlare di lavoro, perché è ormai certificato da numerosi anche studi in merito che i soldi investiti nelle energie rinnovabili e nell'ambiente danno un ritorno in termini di posti di lavoro molto più sostanziale che non quello degli investimenti fatti ad esempio nelle grandi opere o nelle energie fossili. Si parla addirittura che 1 miliardo investito in bonifiche o energie rinnovabili porta 17.000 posti di lavoro creati, mentre 1 miliardo investito in grandi opere porta solamente 700 posti di lavoro. Quindi capite bene che se si vuole parlare di politiche anche di sviluppo in termini appunto di lavoro e di futuro del nostro paese, bisogna parlare di ambiente. Abbiamo poi parlato di salute e sanità perché è una priorità per tutti noi, e adesso siamo qui a parlare di lavoro e sociale, come abbiamo visto nel video. Lavoro che dovrebbe essere il fondamento della nostra Repubblica, come previsto dalla Costituzione, e che però a causa delle politiche di riforma di questi decenni, questo fondamento è stato completamente stravolto e in nome della globalizzazione e della liberalizzazione spinta, in nome della precarizzazione del lavoro, ed è evidente che anche nei vari dibattiti politici si parla di lavoro e di imprese, ma non si parla di un'idea di sviluppo a 20, 30, 50 anni. I nostri parlamentari portavoce hanno fatto un bellissimo lavoro e commissionato uno studio di cui magari vi accennerà il mio collega Christian più tardi, uno studio per capire dove andrà e qual è il futuro del lavoro nei prossimi decenni, e bisogna partire da questo se si vuole fare delle scelte politiche che abbiano un senso, perché fino ad ora, se no, sono stati fatti sempre, l'abbiamo visto anche in Regione, degli interventi spot per arginare quelli che sono i problemi dell'immediato, e spesso tra l'altro interventi che si fondano e che trovano fondamento e giustificazione su dati statistici che spesso sono interpretabili o quantomeno che si possono estrapolare a piacimento. Allora, viene detto ultimamente che c'è ripresa economica, che c'è un aumento dell'occupazione, e io personalmente, non so voi, ma nella realtà di tutti i giorni quotidiani faccio fatica a vedere questo miglioramento certificato dai dati statistici, senza voler mettere in dubbio però la realtà di questi dati e la correttezza di questi dati. È bene però ricordare ad esempio che nel 2014 l'Istat per il calcolo del prodotto interno lordo ha inserito anche le attività illegali e il sommerso, che nel nostro paese sono ben il 13% del PIL, quindi è evidente che
anche le fluttuazioni di questi valori, quindi del valore del PIL, sono riconducibili, possono essere riconducibili anche a un'attività che non è certo indice di benessere economico del paese. Ed è bene ricordare anche che sempre l'Istat nella definizione di occupazione, di occupato, inserisce chi ha lavorato almeno un'ora di lavoro, chi ha fatto almeno un'ora di attività lavorativa nella settimana oggetto di indagine. Quindi potrà anche essere una definizione corretta dal punto di vista statistico, formale, la trovo un po' meno corretta dal punto di vista umano. Sicuramente la persona che ha lavorato un'ora in quella settimana non si ritiene occupata in senso stretto. E a proposito di dati positivi che vengono sbandierati un po', io ho estrapolato invece dei dati che come madre, tra l'altro, mi preoccupano molto. Li ho ricavati dall'annuario statistico regionale, che è accessibile e chiunque può vedere, e che sono ad esempio quello che la regione Friuli Venezia Giulia è tra le 4 regioni con il più basso tasso di crescita delle imprese. Parallelamente, e non so come prenderla, se prenderla positivamente o negativamente, siamo tra le 4 regioni che hanno il più alto numero di sportelli bancari. E un altro dato interessante e un po' drammatico forse, è che dal 2014 al 2016 in regione è calato del 7% il numero di partite IVA aperte dai giovani. È calato anche del 25% il numero di ricercatori impiegati nel settore della ricerca e sviluppo delle nostre aziende. Qua devo fare una piccola parentesi, ne abbiamo parlato anche recentemente in un incontro proprio sul tema della ricerca. Al di là di quelle che sono le grandi aziende, come può essere Electrolux, che abbiamo visto in questi giorni che sta investendo molto, oltre ad avere fondi pubblici nel settore della ricerca e dello sviluppo, ma al di là delle grandi aziende, il nostro tessuto economico regionale è formato da piccole e medie aziende che spesso sono a gestione familiare e che per tradizione ancora investono poco in ricerca e sviluppo. E se a questo aggiungiamo anche un dato abbastanza rilevante che riguarda i nostri ragazzi super formati di alta formazione, ovvero quelli che ottengono un dottorato di ricerca, di tutti i nostri dottorati di ricerca il 91% non riesce ad essere stabilizzato all'interno delle nostre università e quindi deve ricercare uno sbocco lavorativo all'esterno, sbocco che il nostro tessuto sociale non è in grado e non può fornirli al momento, e quindi è evidente che si arriva alla famosa fuga dei cervelli e molti di questi ragazzi super formati finiscono per andare all'estero. Un altro dato rilevante è che siamo tra le regioni con il più basso numero di negozi al dettaglio per abitante. Forse dovuto anche appunto all'altro controvalore che ci vede tra le regioni che hanno il più alto numero di metri quadrati di superficie destinata alla grande distribuzione, quindi ai centri commerciali. Un altro dato che ho trovato veramente preoccupante è che nel 2016 il 30% della popolazione era inattiva. Inattiva vuol dire che era disponibile a lavorare, ma non cerca neanche più lavoro. E abbiamo visto, infatti, anche da qualche intervento nel video, che c'è questa sensazione di sconforto anche. L'ultimo dato rilevante è che dal 2012 al 2016
il tasso di famiglie in regione che è in condizione di povertà è passato dall'8,2% al 10,4%, e questo l'abbiamo visto anche quando abbiamo avuto un po' il riscontro a quelli che sono i dati di domande per il sostegno al reddito. La stessa amministrazione regionale, gli stessi uffici regionali che si basavano probabilmente su rilevazioni statistiche che non sempre sono attendibili, si aspettavano un numero di domande molto inferiore di quello che in realtà poi è arrivato. Capite bene quindi che parlare di lavoro vuol dire parlare di tantissimi temi, vuol dire parlare di imprese che chiudono o delocalizzano, vuol dire parlare appunto di negozi dei nostri centri storici che non riescono a reggere la concorrenza con i grandi centri commerciali, vuol dire parlare di lavoratori che sempre più spesso sono costretti ad accettare condizioni di lavoro a ribasso, sempre con la spada di Damocle sulla testa della minaccia del licenziamento. E vuol dire parlare anche di non riuscire ad avere la garanzia di un futuro, di un'occupabilità, di una sicurezza che permetta di progettare una famiglia, gli investimenti. Vuol dire anche, lavoro vuol dire anche parlare di dignità della persona, e con conseguenze poi che hanno una rilevanza devastante per quanto riguarda sia il sociale che il sanitario, e che trovano poi, sulle quali trovano terreno fertile piaghe come quelle che abbiamo visto poi anche nel video della azzardopatia, che interessa purtroppo sempre più persone anche nel nostro territorio. E vuol dire anche ovviamente parlare di tantissime altre questioni che meriterebbero tutte ore di approfondimento, come l'agricoltura, come il turismo. Però vuol dire anche appunto parlare di proposte che abbiamo fatto e che possiamo dire di essere riusciti a stimolare in questa legislatura, come reddito di cittadinanza in senso ampio. Ovviamente quella che è stata approvata in questa regione non è esattamente la proposta che avevamo fatto noi, però se ne è parlato e si è cercato di fare qualcosa. Vuol dire anche parlare di taglio ai super stipendi e visto che è tema di attualità, vuol dire anche donare parte del proprio super stipendio alle piccole e medie imprese. E approfitto di questo per ricordarvi e invitarvi sabato a Udine alle 5 faremo l'ultima restituzione. Abbiamo in 5 di noi in Consiglio regionale, siamo riusciti a restituire più di 1 milione di euro alle piccole e medie imprese di questa regione, e lo dico appunto e lo utilizzo come conclusione del mio intervento proprio perché, oltre all'orgoglio di aver rispettato una promessa che abbiamo fatto ai nostri elettori, c'è anche forse l'orgoglio di essere riusciti ad aiutare qualche piccola impresa, qualche lavoratore della nostra regione. Io chiedo adesso a Christian di raggiungermi e lascio volentieri a lui la parola. Ti ho dato un po' di spunti, comunque ne hai da parlare, scegli tu di cosa parlare. Grazie. Sì, grazie Eleonora e grazie a tutti di essere venuti qui per sentir parlare di un tema che Eleonora è stata bravissima, è già riuscita a spiegare un po' tutte le implicazioni che ci sono dietro alla parola lavoro, alla parola sociale, perché poi questa dovrebbe essere anche un'occasione per parlare di politiche sociali. Poi Eleonora vi ha detto già quella che è stata la nostra prima battaglia in Consiglio regionale, quando nel 2013 siamo stati eletti. Praticamente alla prima occasione possibile che abbiamo avuto abbiamo presentato un ordine del giorno per chiedere alla Giunta Serracchiani di iniziare a parlare di quella che era una sua promessa elettorale, perché era lei che aveva messo nel programma elettorale il reddito di cittadinanza, e tanto sbandierato in campagna elettorale,
con tweet che non stavano né in cielo né in terra, che parlavano di 50.000 famiglie che non hanno nulla da vivere in Friuli Venezia Giulia, per cui era necessario fare e approvare questa misura quanto prima. Noi siamo arrivati, in tempo 2 mesi abbiamo detto beh, ora siamo qui, voi lo volete approvare, noi ci stiamo, facciamo. Ci sono voluti 2 anni perché quella proposta c'è stata praticamente bocciata da subito, ci sono voluti 2 anni, la misura di sostegno al reddito è effettivamente partita alla fine del 2015. Quando l'avevamo proposta noi con una nostra proposta di legge, la prima cosa che hanno saputo dire è non ci sono i soldi, tanto per bocciare la nostra proposta. Noi gli abbiamo detto vabbè, diteci quanti soldi dovrebbero servire per coprire la nostra legge. Ci avevano detto 50 milioni di euro, ma i soldi non ci sono. Dopo 1 anno, praticamente, dopo 1 anno e mezzo, approvata la loro legge che prevedeva altre cose che noi non avevamo considerato, e nel corso del 2016 sono stati stanziati e erogati 48 milioni di euro. Allora, a noi ci hanno detto che 50 milioni non c'erano, loro nel 2016 ne hanno spesi 48. Questo è per farvi capire 2 cose, che quando qualcuno vi dice che non ci sono le risorse, mente sapendo di mentire. È la prima scusa che utilizzano in politica per non fare qualcosa, perché evidentemente non hanno voglia di fare qualcosa. I soldi ci sono, noi l'abbiamo sempre detto, tant'è che la legge è stata approvata, è già appunto attiva da un paio d'anni. C'è qualche piccolo problemino, come avete visto nel video, di ritardi, ma per un altro motivo, non per colpa della legge che abbiamo votato anche noi nel 2015, ma perché nel corso degli anni successivi la Regione ha deciso di demandare tutti i controlli a Roma, a quello che è l'INPS, che di solito si deve occupare di qualcosa a Roma, pensioni, cassa integrazioni, tutti gli ammortizzatori sociali dell'Italia vengono gestiti già dall'INPS a Roma, e adesso noi gli abbiamo dato da fare anche questo, tant'è che se avete letto anche il giornale stamattina proprio della provincia di Pordenone, a Sacile mi pare che ci siano 150 nuclei familiari nelle condizioni che avete visto sopra, gente che per legge avrebbe diritto a ricevere un sostegno dalla regione ma che non ottiene nulla, e questo ovviamente non riguarda solo Sacile, riguarda praticamente ormai tutta la regione, ed è un problema effettivamente reale. Si poteva evitare sicuramente. Noi abbiamo chiesto che tutta la gestione di questa proposta di legge, di questa ormai legge così come l'hanno chiamata, la misura di inclusione attiva, venisse e tornasse alla regione Friuli Venezia Giulia, in virtù anche di quella specialità che noi purtroppo in questa istituzione abbiamo sempre voluto perdere, perché in questo caso è un esempio tipico di perdita di specialità, far fare allo Stato qualcosa che potremmo fare tranquillamente noi meglio, così come avevamo iniziato nel 2016 a fare, perché dopo i primi problemi legati al numero eccessivo di domande che sono arrivate, perché se ne aspettavano 6.000 di domande, l'avevano scritto anche la Corte dei Conti, ma più o meno facciamo noi le statistiche, sono 6-7.000 domande, ne sono arrivate 15.000, voi capite che tutta ovviamente l'istituzione non era preparata per una singola ondata, però dopo un po' le cose stavano andando per il verso giusto. Poi c'è stata questa decisione sinceramente incomprensibile, dovuta solamente a motivi economici, perché far erogare e far controllare tutto all'INPS a Roma serviva praticamente a armonizzare la nostra misura di sostegno al reddito con quelle che il governo piano piano iniziava a sperimentare anche a Roma. Abbiamo avuto prima la cosiddetta SIA, sostegno inclusione attiva, poi c'è il reddito di inclusione, l'ultimo di Gentiloni, e noi praticamente dobbiamo adeguarci a quello che hanno voluto fare come governo centrale per evitare che i nostri cittadini prendano tutte e 2 le misure, quando bastava impedirgli di prendere quella nazionale e prendere solo quella regionale, una cosa molto semplice che si poteva fare tranquillamente. Ma a parte i problemi del sostegno al reddito, che sono problemi reali, perché
anche noi come reddito di cittadinanza diciamo sempre a livello nazionale questa non è una misura e non vuole essere una misura assistenziale, ma vuole essere una misura proprio per ridare anche la dignità alle persone che si trovano in un momento di difficoltà, ma soprattutto per ridargli una speranza di trovare un posto di lavoro. E voi capite che se il posto di lavoro non glielo troviamo, se non gli diamo neanche il sostegno al reddito, veramente uno poi si ritrova senza neanche la speranza di un futuro migliore davanti. Noi, come diceva Eleonora in apertura, sentiamo dire spesso siamo in una fase di crescita, aumenta l'occupazione, siamo tornati addirittura ai livelli del 2011 come occupati. Queste sono sempre le parole dell'assessore al lavoro Panariti, che giustamente rivendica quanto fatto dalla giunta regionale. I numeri, se letti in maniera così, diciamo di parte, le danno anche ragione, perché è vero che siamo tornati, almeno le statistiche lo dicono, siamo tornati a 510.000 occupati proprio ormai in questi giorni, quindi alla fine del 2017, però è anche vero che nel 2017 rispetto al 2016 c'è stato un boom di assunzioni e sono tutte assunzioni di lavoratori precari. Noi abbiamo avuto più 10% di contratti più 10.000 rispetto a quelli che c'erano nel 2016 di contratti in intermittenza. Abbiamo avuto un aumento anche dei lavoratori somministrati, abbiamo avuto più 20.000 contratti a tempo determinato, sempre rispetto al 2016, per un totale di più 45.000 assunti in maniera totalmente precaria, a fronte di un più 10.000 occupati. Allora voi già capite che se ho fatto 45.000 contratti in più rispetto al 2016, ma ho solo 10.000 assunti, c'è qualcosa che non funziona. In più, ovviamente, quelle persone vengono ritenute occupate per i giochini che fa anche l'Istat, di cui vi ho già parlato un'ora prima, ma quello non è lavoro. Noi, rispetto al 2008, abbiamo completamente, già adesso, trasformato il mondo del lavoro, e non solo grazie al Job Act, che poi quella è stata la mazzata finale con le assunzioni che vengono a dire sono assunzioni a tempo indeterminato, che sono anche quelle in calo rispetto solo ai 2 anni fa, quando c'erano forti incentivi per questo tipo di contratti. Adesso ormai finiti gli incentivi non abbiamo neanche più assunzioni a tempo indeterminato praticamente, tant'è che di quei più 45.000 che vi dicevo prima, l'unica voce che cala nel 2017 rispetto al 2016 sono proprio i contratti a tempo indeterminato. Ne abbiamo persi 2.000, ma e ne abbiamo persi mi pare 13.000 rispetto al 2015, vedete voi, e tutto questo praticamente ci sta portando ad avere lavoratori sempre più precari. Abbiamo visto le immagini dei centri commerciali, quello che succede a livello del commercio, lì è chiaro, è anche esemplificativo di quello che sta succedendo. Noi abbiamo perso tantissimi negozi, più di 300, se andiamo a vedere il numero complessivo di negozi al dettaglio in sede fissa, e voi ovviamente sui 12.000 circa che ci sono in regione dovete calcolare quelli che hanno chiuso, quelli che hanno aperto, quelli che hanno tenuto aperto solo 6 mesi, eccetera, eccetera. Quindi veramente stiamo parlando di migliaia e migliaia di lavoratori. Ma diciamo che rispetto al 2011-2012, più o meno il numero generale sono 380 negozi che si sono persi. A fronte di cosa? A fronte di 50 supermercati in più. Sono aumentati, come si diceva, e continuano ad aumentare la grande distribuzione organizzata, aumentano gli addetti della grande distribuzione organizzata, ma sono tutte quelle persone che poi vedete assunte a intermittenza, perché ti chiamano magari solo la domenica, tu sei occupato, lavori un giorno alla settimana, ci sono tantissimi giovani che si pagano così anche gli studi,
e per lo Stato sei una persona occupata. E qui iniziamo anche a parlare di quelli che sono i diritti poi nel mondo del lavoro, i diritti dei lavoratori che vengono sempre più compressi. Le grandi aziende ovviamente fanno di tutto affinché ci siano lavoratori che si possano in qualche modo ricattare, che possano dire di sì a qualsiasi condizione ovviamente proposta, e in questo la legge del governo Renzi gli dà ovviamente una grandissima mano per poter essere liberi di accettare tante cose. Recentemente c'è stato, se l'avete visto, se no ve lo consiglio, un servizio di presa diretta proprio su cosa succede nei supermercati al giorno d'oggi, con lavoratori di cooperative che prendono 5 euro l'ora quando gli va bene, tutto compreso, contributi, TFR, tutto compreso. Ed è chiaramente questo il modo con cui si possono tenere aperti i negozi 7 giorni su 7, addirittura qua per fortuna ancora non ha preso questa moda, ma in giro per l'Italia ci sono negozi aperti 24 ore su 24, e quindi vedremo se succederà anche qui tutto questo. Poi ovviamente cosa succede? Che alla grande distribuzione si inizia a fare concorrenza da sola, perché prima ci ha pensato a distruggere tutto ciò che era piccolo finché ha voluto e potuto, poi hanno iniziato a farsi la lotta tra di loro, per cui iniziano a chiudere anche i grandi, e quando chiudono i grandi, come nel caso del Mercatone, ma adesso Euronics pare che se la stia passando allo stesso modo, inizia a chiudere Media World anche in giro per l'Italia da qualche parte, la cosa ovviamente fa più rumore, perché se chiudono 300 negozi piccoli non ne frega niente a nessuno, e questa è la verità. Se chiude uno grande che ha 40-50 addetti, ovviamente la cosa fa rumore, quindi si muovono tutti i sindacati, si va con le bandiere, ci si fa vedere, e da una parte va bene se poi si riesce a risolvere il problema di quelle persone, dall'altra parte ci troviamo in situazioni come quella che avete visto nel video, dove dopo 2 anni ancora queste persone non sanno se avranno un lavoro oppure no. Ma questo non c'è solo la concorrenza ovviamente tra la grande distribuzione e il mondo del lavoro, c'è anche l'aspetto che poi ci porta a parlare anche di automazione, innovazione e quant'altro. Il caso Amazon è la nuova frontiera della concorrenza anche per la grande distribuzione stessa. Il fatto dell'e-commerce potrebbe essere una grandissima opportunità, ovviamente anche per le nostre piccole imprese, sia del commercio che anche nostri produttori, che potrebbero sfruttare internet come vetrina globale a cui ovviamente affidare i propri prodotti. Però chiaramente dall'altra parte c'è anche tutto il discorso della concorrenza, c'è il discorso della tassazione leggermente diversa che le nostre imprese commerciali hanno rispetto alle altre, dico le altre perché può essere il caso della grande distribuzione organizzata, di cui gran parte dei soggetti non sono ovviamente italiani, ma anche appunto di chi fa e-commerce, e di fatto ci porta a perdere sempre più lavoratori, e questo sarà il futuro. Prima si parlava di quanti sportelli bancari abbiamo in regione, ma ne avremo sempre di meno, perché la nostra abitudine a fare quasi tutto ormai con home banking, facciamo ogni tipo di operazione e utilizziamo sempre di più le carte anche di pagamento eccetera, lo sportello bancario ci serve sempre di meno, tanto se vai a chiedere i soldi non te li danno, manco quello fanno, e quindi ovviamente non c'è più neanche senso perché tengono aperti tutti quegli sportelli bancari. E così noi ci ritroviamo con le nostre città, le cui vie principali, immagino che sia così anche a Pordenone, Udine sicuramente è stato così, erano riempite da banche e piano piano verranno svuotate da banche, e poi vedremo chi riuscirà ad aprire di nuovo un negozio in una via che una volta era famosa per i suoi negozi, per le sue vetrine, poi serviva solo a questo tipo di operazioni bancarie. Una volta che hanno desertificato tutto,
sarà praticamente molto, molto difficile prima che possano riaprire altre vetrine. E questo ovviamente riguarda il futuro della nostra regione, il futuro delle nostre aziende. Io ovviamente potrei andare avanti per tantissime ore su questi temi. Voglio solo darvi alcuni dati prima di dare la parola di nuovo a Samuele, che magari ci parla appunto di quella che è la situazione ovviamente più locale che state vivendo anche voi qui a Pordenone. Vi dico, tornando al numero degli occupati e alla crescita, vi ricordo solo un dato: noi perdiamo 4.000 cittadini di questa regione ogni anno perché si trasferiscono all'estero. Nel giro di 10 anni o quasi perdiamo città intere come questa, Monfalcone, tutte le nostre grandi città. Fate conto che non esistono più, 4.000 all'anno, dato che raramente sentite ricordare nei grandi successi della politica, ma questo ovviamente è uno dei grandi insuccessi della politica. Questo vale anche ovviamente a livello nazionale, non è una cosa che riguarda solo la nostra regione, ma è il motivo per cui quei giovani che non riescono a trovare un posto di lavoro qui o lo trovano facilmente altrove, perché quelli di cui noi abbiamo contezza delle statistiche sono quelli che effettivamente poi si trasferiscono, quindi evidentemente hanno trovato posti di lavoro all'estero, perché ce ne sono tantissimi che partono nella speranza ovviamente di trovare qualcosa, magari non si trasferiscono, stanno all'estero e quelli non vengono conteggiati, risultano ancora residenti qui, però, ed è il motivo per cui diminuisce la disoccupazione, non cercando lavoro in regione non risultano neanche come disoccupati, ed è ovviamente uno dei vari trucchetti che ci sono anche qui a livello statistico. Chiudo perché abbiamo parlato ovviamente di commercio, abbiamo parlato di tante cose, faccio solo una breve riflessione su quello che è il mondo dell'impresa e appunto anche dell'automazione. L'automazione porterà sempre più ad avere le macchine e i robot protagonisti anche all'interno delle nostre industrie, quindi avremo anche lì probabilmente una perdita di operai sicuramente specializzati, ma insomma, se pensate a quello che era una volta la catena di montaggio, adesso si andrà sempre più verso una catena di montaggio fatta solo di macchine e neanche più di ovviamente operai. Però anche qui ci sono due dati che stridono. Il primo, qualcuno con le macchine deve costruirle, qualcuno con le macchine deve anche, su quelle macchine deve farci anche la manutenzione. Qualcuno con le macchine deve progettarle, qualcuno con le macchine deve anche pensarle prima. Ed è qui che noi abbiamo la possibilità di avere un'opportunità dal modo in cui sta cambiando il mondo del lavoro. Ed è qui che dovrebbe intervenire ovviamente anche una regione come la nostra, che vuole essere a fianco dei cittadini, quelli che si affacciano, che sono ancora 35.000 i disoccupati, che sono praticamente il doppio rispetto a quello che erano pochi anni fa, e che dovrebbero essere pronti per fare il salto, diciamo così, di riqualificarsi, perché erano abituati a fare un lavoro che ormai sta scomparendo e che devono decidere ovviamente di fare qualcos'altro. L'altro aspetto è quello che sinceramente è sempre più fastidioso, l'ho sentito anche di recente dire in una convention di Confcommercio. Ci sono aziende che vorrebbero assumere, ma non hanno o non trovano le professionalità adatte al loro lavoro. E questo ovviamente è una cosa che fa male, perché con tutte le persone, con tutti i laureati, avete visto anche nel video, una ragazza, 2 lauree, che di fatto si trova a fare la cameriera per qualche stage invece che quello per cui ha lavorato. Noi abbiamo questo tipo di persone, ma non abbiamo qualcuno che gli faccia fare una seria
qualificazione. Questo ovviamente dovrebbe essere prima cosa, diciamo, di interesse delle nostre scuole, delle nostre università, ma poi anche dei nostri enti formativi. Ok, io non mi dilungo oltre, lascio, come detto, la parola a Samuele, che sicuramente ci racconterà qualcos'altro, poi se avete domande noi riprendiamo sicuramente alla fine. Grazie a tutti. Bene, allora tocca al portavoce comunali poi alla fine della filiera in qualche modo andare nel dettaglio, nell'estrema concretezza, nell'ultimo livello, no? della politica, quella che per parafrasare un po' alcune battute di Maurizio Crozza, no? Si occupano del famoso tombino di Ghisa. E allora noi ci vogliamo occupare del tombino di Ghisa magari dando un po' una prospettiva di quello che sta succedendo intorno a noi nel comune di Pordenone e zone limitrofe. E permettetemi una piccola semplificazione, cercando di separare, ma semplicemente perché non abbiamo abbastanza tempo per vedere i rapporti fra le due cose, la questione, il tema industriale dal tema del commercio. Io è un po' che non sto sul palcoscenico a parlare di politica, tra l'altro a me piace moltissimo stare sul palcoscenico, quindi quando è ora di finirla spegnete l'americana e toglietemi il microfono, anche perché ci aspetta un buffet. Il tema industriale, allora, diciamo da entrambi i punti di vista, come accennavo all'inizio, vediamo qualche piccolo segno di crescita, di ripresa. Stiamo pian pianino uscendo dalla crisi. Da cosa lo notiamo? Allora, dal punto di vista industriale, Eleonora lo ha detto nel suo intervento, il fatto che l'Electrolux si stia potenziando soprattutto nel campo della tecnologia, portando ingegneri, portando competenze nel polo di Porcia, nel polo dove si fa la progettazione, è un segnale indubbiamente positivo. Significa che il nostro territorio è un territorio che può fungere da core, da punto di riferimento dal punto di vista tecnologico, e questo un pochino ci dà anche la direzione di quale deve essere la strategia per uscire dalla crisi e uscirne vincitori. La strategia ovviamente è quella di puntare sulla tecnologia, sulle competenze. E come possiamo fare per aiutare dal punto di vista politico, aiutare le imprese ad avere questo atteggiamento e a portare avanti in modo vincente questa strategia? Ci sono alcune cose che possiamo fare. Una di queste, ad esempio, è quella di potenziare il polo tecnologico. Anche qui abbiamo avuto un piccolo segnale importante, che è quello che ha visto il Consorzio Universitario avviare il corso di Economia e Finanza, che sicuramente ci dà la percezione di quello che dovrebbe essere il ruolo del Consorzio Universitario, un punto di riferimento per le aziende dove trovare risorse, persone competenti da inserire nel mondo del lavoro. Non serve ricordare il percorso degli ultimi anni del Consorzio Universitario, al di là delle difficoltà economiche che peraltro permangono, ma uno degli esempi eccellenti e purtroppo non andati come si sperava all'inizio è il corso magistrale in Scienze, Tecnologie e Multimediali, un corso che è stato proposto come un corso innovativo, senz'altro un fiore all'occhiello all'inizio quando è stato avviato, che sperava di creare un indotto sul territorio, un indotto di aziende che si sarebbero occupate appunto di montaggi video, di design audiovisivo, ma che non ha prodotto i risultati sperati. E probabilmente, insomma, adesso ci possiamo anche dare una risposta. È impossibile creare un indotto partendo dal presupposto che da questo corso di laurea escano 30, 50, 60 laureati ogni anno. È evidente che per far funzionare le due cose è necessario che le due cose si bilancino: la domanda di figure professionali e l'offerta di persone formate devono andare a braccetto. Allora cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe portare all'interno del consorzio universitario altri corsi di laurea, come ad esempio il corso di ingegneria, ma non lo dico perché sono ingegnere ovviamente, ma lo dico perché ingegneria è un corso di laurea che va molto strettamente a braccetto con la realtà industriale del nostro territorio. Non solo l'Electrolux, abbiamo la Savio, si è parlato per un periodo di Seleco, dopo questo è un altro tema che bisognerebbe affrontare, ma insomma ha un po' tradito alcune aspettative. Quindi puntare sulla tecnologia. Io scherzando al lavoro ogni tanto dico se esiste il fenomeno della fuga dei cervelli e noi siamo rimasti
a ridotta di Chions, insomma, un motivo ci deve pure essere, però la realtà è che se riusciamo a creare questo legame stretto fra le due cose, fra formazione e figura professionale inquadrata in una realtà lavorativa, allora siamo vincenti. E questo ponte che cosa può essere? È per esempio il polo tecnologico. Il polo tecnologico è una struttura meravigliosa, amministrata malissimo, è una struttura in mano alla regione, insomma le persone che sono presenti nel consiglio di amministrazione sono celeberrime in un certo senso, e mi riferisco al vicepresidente Agrusti, del quale peraltro vi parlerò anche fra poco. Il consorzio universitario è un posto che non sta creando tecnologia, è un posto che ha dei costi di insediamento molto alti, inaccessibili per delle aziende che si stanno insediando e che quindi non hanno ancora un fatturato tale da poter mantenere come dire, una storia, uno spazio attrezzato, ma devono appunto iniziare a vendere e progettare il proprio prodotto. È una realtà che al suo interno ha ad esempio un call center che di tecnologico non ha assolutamente niente, e quindi è una di quelle strutture che potrebbe fare moltissimo per il nostro territorio, ma che in questo momento non sta facendo proprio niente. Allora, il primo tema è quello della tecnologia, il secondo è quello delle infrastrutture anche importanti. Noi non siamo contrari alle grandi opere a prescindere, sto semplicemente riportando quello che è il nostro programma nazionale, ma devono essere utili. Un piccolo segnale ce l'abbiamo ed è quello dell'interporto di Pordenone, che sostanzialmente adesso è un'area deserta e che in qualche modo si sta cercando di far ripartire, e ad aprile ci sarà il servizio ferroviario che porterà direttamente le merci. È un piccolo passo, ma è qualcosa che in qualche modo ci dà anche un'altra direttrice, quella del trasporto, un trasporto sostenibile, trasporto su rotaie. Chiaramente lo preferiamo al trasporto su gomma, anche perché parallelamente c'è anche la storia della Bretella Sud, su cui siamo assolutamente contrari, un'opera dai costi spropositati e che non porterà alcun tipo di beneficio a nostro avviso, anche perché il problema del ponte della Meduna rimarrà un problema da gestire, e quindi trasporti e tecnologia sono a nostro avviso le due direttrici fondamentali da percorrere per far ripartire il lavoro. E dopo qual è il terzo elemento? Il terzo elemento è fare rete. Abbiamo alcuni elementi che in questo momento stanno venendo a mancare. È notizia di qualche giorno fa la conferma che la Camera di Commercio, che già avrebbe avuto bisogno di di alcune revisioni, ecco, nel modo di lavorare, verrà accorpata con quella di Udine. È a nostro avviso una perdita per il nostro territorio, perché la rete delle imprese, la maglia, si è allargata. E allora come fare? Allora, anzitutto far ripartire quello che diventerà la Camera di Commercio Udine Pordenone, rivederla e farla funzionare e farla stare a fianco delle imprese. L'altra parte è quella di far sì che chi fa l'imprenditore si metta assieme, mi riferisco chiaramente alla situazione di categoria, e lavori in modo tale da avere una visione, una politica industriale locale da qua ai prossimi anni. Ed è quello che è mancato, e mi sto riferendo chiaramente a un'industria, motivo per cui siamo finiti sul giornale oggi. È notizia, penso che l'abbiate letto tutti, il fatto che il presidente di un'industria, Agrusti, è stato nuovamente indagato dopo 2 settimane, neanche o 3 settimane dalla sua assoluzione per il Caraconda, ed è stato nuovamente indagato, questa volta pare per corruzione. Pare che abbia regalato treni di gomme, iPhone, al capitano della Guardia di Finanza, che guarda caso stava indagando, stava facendo delle indagini proprio sul Caraconda. Erano amicissimi, guardate un po' il caso delle volte. In ogni caso, questo ci dà la cifra di quello che deve cambiare da qua ai prossimi anni, cioè eleggere dei rappresentanti di categoria che facciano gli interessi degli industriali e che abbiano una visione futura. Io non vedo che una persona che abbia subito un crack così importante possa ergersi a paladino e a visionario della politica industriale della nostra realtà locale. Passando invece al tema del commercio, allora abbiamo qualche dato un po' più come dire, confortante. Abbiamo un più 4% di imprese, di negozi che si sono
che sono stati aperti nel territorio anzi se non sbaglio del centro di Pordenone, e quindi già da una visione abbastanza parziale di quella che è della nostra realtà, e mi riferisco al 2017. Questo cosa significa? Che la nostra amministrazione a Pordenone abbia fatto qualcosa di eclatante? No, semplicemente più 4%, stiamo uscendo dalla crisi, qualcuno ci sta provando e speriamo che funzioni. Le misure che sono state portate avanti sono state in qualche modo dalla parte dei commercianti, però a nostro avviso totalmente inefficaci. Ne salvo una sola, che è quella degli sgravi sulla Tari per le categorie, quelle che sono state particolarmente danneggiate da quando è nata la nuova tassa sui rifiuti da Tari, e quindi bar, pizzerie e quant'altro. È stato fatto un fondo apposta in modo tale che venissero sgravati parte dei costi di questa tassa che in qualche modo li metteva in serie difficoltà. Per il resto, cosa è stato fatto? È stato fatto un incentivo per ripopolare Viale Marconi, che è una via degradata, si può dire, praticamente vuota, un incentivo per 2 anni sulla Tasi. Ora, io non vedo come un commerciante che voglia insediarsi, voglia aprire un proprio negozio, magari investendo 50-100 mila euro per aprire la propria attività, possa decidere il luogo dove aprire il negozio in base a uno sgravio biennale sulla Tasi, cioè che bene gli vada, risparmierà 2-3 mila euro, una cifra assolutamente irrisoria. Difatti, gli esiti della sperimentazione, che è durata durante tutto il 2017, hanno portato praticamente a un esito pari a 0. L'hanno voluto estendere anche a Piazza Risorgimento, altra area che viene definita degradata, e credo, anzi ne sono praticamente certo, che gli esiti saranno sostanzialmente gli stessi. Altre dimenticanze, e io vorrei riallacciarmi a un altro tema che è semplicemente perché è stato affrontato la settimana scorsa da noi portavoce comunali. È poca cosa, me ne rendo conto, però anche il fatto di decidere di fare il mercato europeo nel centro cittadino, sfrattando i commercianti, gli ambulanti, non è stato un bel segnale, è stata una disattenzione che però fa capire quanto poco questa amministrazione si attenta alla realtà locale e soprattutto a un'imprenditoria fatta di persone che hanno chiaramente la loro paga, il loro stipendio dipende anche dalle decisioni dei dirigenti, dalla decisione dell'amministrazione comunale, perché decidere di non fare il mercato un giorno a settimana è un mancato guadagno per queste persone, e questo viene accentuato, aggravato dal fatto che non c'era assolutamente nessun motivo per fare il mercato europeo in centro. Prima di tutto perché è una manifestazione che di tipico non ha assolutamente niente, e soprattutto crea degli odori e della sporcizia evidente, che poteva essere tranquillamente trasportata e gestita in modo molto più elegante e meno fastidiosa, spostando l'iniziativa per esempio dove? Nel Parco 4 Novembre, un parco che era stato riqualificato da questa amministrazione, che era stato decantato durante il periodo del Street Food Festival, che tra l'altro aveva in comune alcune delle bancarelle che ci saranno al mercato europeo, e non avrebbe creato alcun fastidio, avrebbe permesso ai commercianti di rimanere nel centro città e lavorare come di consueto il sabato mattina. A seguito della nostra uscita sul giornale è stato in qualche modo, dopo qualche giorno, Emanuele Perfido, l'assessore alla sicurezza, è ritornato sul tema. Ovviamente cosa è successo nel frattempo? È nato un altro piccolo problema, si sono dimenticati che c'era anche il Bosco delle Farfalle, un'altra iniziativa a mio avviso anche un po' discutibile dell'amministrazione, ma che comunque vuole riproporre, e guarda caso ci sarà anche quella il 5 maggio. Quindi insomma hanno fatto un casino, possiamo dirlo. E quindi adesso che si sono ritrovati con noi che spingevamo per rivedere questa questione, e loro che si sono ritrovati ad avere la concomitanza fra questi due eventi, adesso si riservano il diritto di cambiare idea. Insomma, una disattenzione che speriamo che anche grazie un pochino al nostro aiuto verrà modificata, e che consentirà ai nostri commercianti di lavorare il giorno del sabato 5 maggio. A proposito di tipicità, perché quando si parla di mercato ordinario si parla anche di prodotti tipici, no? Allora,
Qual è la ricetta? In parte è già stato avviato il tema da Christian prima quando parlava di come sfruttare il commercio online per far sì che il negozio del dettaglio riesca a sopravvivere e a come dire, sopportare la concorrenza della grande distribuzione. Ma esiste anche un altro tema che è quello della tipicizzazione. Allora, la grande distribuzione tra pochissimo entrerà in crisi. E entrerà in crisi per colpa del commercio online, naturalmente. È già un processo che è stato avviato e che sarà un processo come dire, inevitabile, porterà alla chiusura dei centri commerciali prima o dopo. Allora qual è la soluzione per far sopravvivere e far ripartire col piede giusto i piccoli negozi del dettaglio, quelli del centro? La tipicizzazione, cioè far sì che offrano quello che il commercio online e neanche la grande distribuzione può fare. E come si fa a fare questo? Sostenendoli dal punto di vista politico. È stato un piccolo esperimento che è avvenuto 2 o 3 anni fa, che si chiamava PISUS, che ha permesso ad alcune imprese di poter nascere. Che cos'era il PISUS? Il comune di Pordenone ha partecipato a un bando europeo dedicato proprio a questo tema, cioè all'avvio, al sostegno di piccole attività commerciali secondo alcuni criteri, e i criteri andavano nell'ottica della tipicità del prodotto fra le varie componenti. E allora cosa bisogna fare? Allora, al di là del fatto che bisogna impegnarsi a catturare fondi europei, questo è un mantra che continuiamo a ripetere e sul quale staremo molto attenti anche a questa amministrazione, tant'è vero che abbiamo depositato un'interrogazione per avere l'elenco di tutte le attività che in questo momento il Comune di Pordenone sta portando avanti per catturare nuovi fondi e quali sono le strategie per i prossimi progetti e sul quale l'ufficio progettazione europea si sta impegnando. Ma dall'altro è quello proprio di far sì che venga mantenuta alta l'attenzione verso questa tipicizzazione e questa come dire, tutela del centro cittadino, che ha molto da offrire, e il fatto che i negozi si inserino nel centro città e che intorno ci sia appunto il centro città con i musei, con una bellezza storica, insomma è un valore aggiunto e per questo va tutelato. Chiudo qua, chiedo l'intervento, penso di aver parlato abbastanza, se avete domande. Avete domande? Grazie dell'applauso. Hai toccato anche alcuni temi. Prego. Volevo sapere invece come tutti questi negozi che sono acquistati dai cinesi, come hanno una sostenibilità economica, visto che gli italiani non ce la fanno, cioè cosa c'è dietro? Prendono soldi dal governo cinese, naturalmente. No, allora, questa informazione... Ma pagano comunque le tasse in Italia? Ce ne sono, allora, anche questi comunque massaggi. dipende anche come lì c'è un problema sicuramente di rifornimento merce, cioè l'ingrosso ovviamente la merce probabilmente gli costa meno di quella che costa a noi. Poi c'è diciamo, la domanda è da chiedersi da dove vengono i soldi quando te li presentano con la valigetta perché tu gli venda al bar o al ristorante, però quello non ha niente a che fare col commercio, cioè è gente che ha disponibilità ovviamente finanziaria e vai a capire tu per quali motivi, ma questo riguarda i cinesi, ma riguarda ovviamente anche moltissime attività italiane. Io prima non ho diciamo, toccato il tema della criminalità organizzata, non ho toccato il tema del riciclaggio, non ho toccato il tema delle infiltrazioni mafiose, che comunque hanno anche, ovviamente come sapete, toccato la nostra regione anche solo negli ultimi anni, e siamo ovviamente alla punta di quello che potrebbe essere, che siamo abbastanza sicuri sia un iceberg vero e proprio. Quindi tutte queste tematiche qui poi bisogna vedere, però essendo diciamo, attività che pagano le tasse qui, poi bisogna vedere se gliele fai pagare le tasse, perché c'è sempre il solito problema, mancano i controlli, ma questo ovviamente mancano i controlli per loro, mancano i controlli per i nostri. A noi se non fai uno scontrino ti chiudono il negozio 2-3 giorni, là poi non si sa. A Udine c'è stato un intervento, quello a Pradamano, c'era uno dei grandi centri all'ingrosso dove c'erano solo cinesi e per motivi X di urbanistica diciamo sono arrivati a chiudergli l'attività.
hanno continuato a lavorare lo stesso, dopo siamo arrivati alla chiusura definitiva, però è chiaro che se si vuole controllare qualcosa, lì è sempre lo Stato che dovrebbe farlo. Poi, altri motivi per cui ce ne sono tantissimi, sinceramente sì, è solo gente che magari come noi cerchiamo un posto di lavoro all'estero, sono venuti qua con la speranza di farlo, hanno comprato perché hanno trovato terreno fertile di italiani che non ce la facevano più a tenere aperta un'attività e si sono lanciati in questa. Poi chiaramente sì, è un esempio. Sì, io non vi ho parlato prima anche appunto del numero di stranieri che abbiamo qui, ma a prescindere da quelli che sono i richiedenti asilo, che sono solo una piccolissima percentuale, ma insomma sì, ce ne sono di tematiche da trattare. Ovviamente noi abbiamo cercato in un'ora e mezza di darvi alcuni spunti per capire dove stiamo andando. C'è anche, quando prima accennavi al prodotto interno lordo, c'è anche quella che è la prospettiva, che nessuno mai ricorda. La regione vi dà i dati, però ci dice sempre che nel 2018 avremo una crescita del più 1,4%, e anche qua ovviamente si fa previsione, ma per il 2019, per il 2020 è già prevista una crescita del più 1%, quindi il PIL tornerà ovviamente a calare. Queste sono le previsioni fatte da loro in un momento ovviamente di totale positività, e ricordando sempre che siamo gli ultimi in Europa come crescita del prodotto interno lordo. C'è qualcun altro che ha qualche domanda o qualcosa da aggiungere? Ovviamente se nessuno vuole aggiungere qualcosa, chiudo io dicendo che c'è un altro tema anche che riguarda gli enti locali, e con cui anche ci siamo confrontati varie volte con i nostri consiglieri comunali, che è quello legato ai subappalti anche nelle nostre società partecipate. La famosa clausola sociale, che tante volte ci si dimentica della sua esistenza, ovvero quella clausola che quando c'è un nuovo appalto anche per qualche servizio, qualche società di servizio, si dovrebbe rispettare per far sì che i lavoratori che stanno lavorando in quella società mantengano sempre le loro condizioni economiche. Quando quella clausola non compare nel contratto e nella gara d'appalto, chi arriva a gestire quel servizio fa praticamente quello che vuole, ovvero, e siamo sempre lì: non ti riconosco gli straordinari, non ti riconosco l'anzianità, non ti riconosco i festivi, te li pago quando voglio io e come voglio io, eccetera eccetera eccetera. E chiaramente questo sta diventando un ulteriore vantaggio per chi fa questo tipo di operazioni. La cosa triste è che spesso e volentieri sono aziende pubbliche. E allora, come è successo anche a Roma, dove ovviamente l'amministrazione del sindaco Raggi ha voluto per ACEA in qualche modo mettere un freno a quelli che sono i risvolti del Job Act, voi capite che di tutto quello che abbiamo parlato stasera, arrivando anche al discorso degli ambulanti, e qua dovremmo parlare anche della direttiva Bolkestein, di quello che stanno passando loro, di tutti i risvolti che ovviamente ci sono anche per le nostre imprese, per i trattati commerciali e quant'altro. Ci sono tantissime cose, però tutti questi sono problemi creati dalla politica, perché evidentemente tutto ciò di cui abbiamo parlato questa sera è un preciso disegno politico, e se vogliamo invertire la rotta possiamo farlo tranquillamente. Se vogliamo continuare a fare, come dice spesso anche Luigi Di Maio, politiche per l'1% delle imprese e non per il 95% delle imprese o degli italiani, di queste cose qui ci possiamo ritrovare ancora fra 2 o 3 anni, e vedrete che poi tutti gli indicatori statistici ovviamente continueranno a peggiorare. Io vi ringrazio e vi saluto. E ora è il momento del racconto, il buffet.
C'è il video? Ok, vabbè, poi metterlo. Abbiamo ancora... È stato il giorno anche di Beppe Grillo, il Vaffa Day è stato organizzato via internet ed è stato un successo. Perché un'organizzazione si presenti alle elezioni, vediamo quanti voti prende e perché non lo fa.